Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Da satellite notiamo subito l'anticiclone subtropicale di matrice africana che continua a dominare la scena sulla penisola, consentendo tanto sole, giornate soleggiate e molto calde, afose su gran parte dell'Italia, punte di 37-38 gradi al centro-sud, mentre si avvicina da sud-ovest un fronte umido che determina già delle condizioni instabili nel pomeriggio odierno di martedì sul Piemonte occidentale. Ma nei prossimi giorni il tempo comincerà a cambiare, proprio per l'arrivo di questo impulso umido sulla Francia determinerà dei locali temporali anche di forte intensità che giungeranno non solo sulla Francia ma in tarda serata anche sui settori della pianura piemontese, non solo sulle prealpi e le Alpi centro-occidentali. Avremo attività convettiva anche e soprattutto sul Piemonte, colpita anche Torino, mentre altrove il caldo africano continuerà a rimanere stazionario con temperature sempre attorno ai 35-39 gradi al centro-sud, punte di 36 gradi invece sulle regioni del nord Italia, con tanto sole e stabilità sulle regioni del centro-sud. Giovedì l'anticiclone africano subirà un crollo, si ritirerà gradualmente verso le regioni centro-meridionali per l'arrivo di queste infiltrazioni umide atlantiche che, in collegamento con un vortice in arrivo dall'Oceano Atlantico, formerà un piccolo nucleo instabile proprio sulla Francia e la Gran Bretagna. Questo minimo invierà delle correnti instabili direttamente sulle Alpi e comporterà quindi un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle zone alpine e quelle prealpine centro-orientali, con qualche fenomeno che potrà sfondare su alta pianura veneta e friulana, con possibilità di temporali anche intensi. Cominceranno già a calare leggermente le temperature, soprattutto sul nord-ovest attorno ai 32 gradi, al nord-est sui 35 gradi, mentre continueranno a mantenersi molto calde le temperature sul resto del centro-sud. Addirittura subiranno un nuovo forte aumento per le correnti africane molto intense disposte da sud-ovest. L'anticiclone delle Azzorre sarà sempre disposto sull'Oceano Atlantico, pronto per provare a dirigersi verso l'Europa occidentale. E qui nella giornata di venerdì avverrà il vero e proprio colpo di scena, perché la depressione che abbiamo citato prima riuscirà a sfondare fin verso l'Europa centrale, soprattutto sui Balcani. Si svilupperà in modo deciso, portando un intenso peggioramento su tutto il nord Italia, soprattutto nella Lombardia, l'Emilia Romagna e il Triveneto, sui settori prealpini, piedemontani, ma anche sulle basse pianure lombarde, quelle venete e quelle emiliane. I fenomeni si presenteranno a macchie di leopardo sul Piemonte, sulla Liguria. Il caldo invece continuerà molto intenso al centro-sud, seppur anche qui subiremo un leggero calo delle temperature massime al centro, proprio per la spinta delle correnti fresche instabili al centro-nord. La spinta delle correnti da nord-est faranno ritirare leggermente l'anticiclone africano verso le sue terre d'origine, ma continueranno a mantenersi molto calde, tra i 37 e i 41 gradi addirittura sulle regioni centro-meridionali, soprattutto sulla Sicilia, la Sardegna, la Basilicata e la Campania, anche sul Tavoliere delle Puglie, ma con valori meno caldi, tra i 36 e i 37 gradi. La nota più evidente sarà il ritorno delle correnti instabili di matrice atlantica. Torneranno a scendere quindi le temperature al centro-nord, correnti un po' più fresche, mentre l'anticiclone azzorriano invierà delle correnti un po' più miti oceaniche, pronto per portare un cambio di scenario con correnti miti occidentali, quindi un po' più fresche, meno calde rispetto a quello che abbiamo vissuto in questi giorni, ma solamente sulle regioni del centro-nord. Ricordiamo, sulle regioni del centro-nord le temperature nel weekend dovrebbero attestarsi su valori piacevoli attorno ai 32 gradi circa. Condizioni per il weekend tra l'altro che vedono qualche temporale nella giornata di sabato anche sulle regioni centrali dell'Appennino. Non sono attesi fenomeni al sud. Domenica possibile passaggio temporalesco sul nord-est, mentre l'anticiclone azzorriano subirà un rinforzo sulle regioni del nord-ovest in estensione altrove. Il caldo africano purtroppo continuerà stazionario tra la Sicilia, la Sardegna, la Basilicata, la Puglia e la Campania. Per vedere nel dettaglio quello che accadrà tra giovedì e venerdì, il peggioramento atteso, come notiamo, un aumento della nuvolosità a partire dai settori alpini e prealpini, con l'estensione delle piogge e dei temporali sulle zone del Triveneto nel pomeriggio di giovedì. A rischio proprio il Vicentino, le prealpi centrali e tutto quanto, come si nota, il comparto prealpino e le pedemontane. Possibile temporale anche sul Garda di forte
intensità, fenomeni in possibile estensione verso la Lombardia centro-orientale, mentre un nuovo peggioramento tra la tarda serata e la nottata di venerdì favorirà un innesco di forti temporali in arrivo da est sul Friuli Venezia Giulia, su tutte le pianure del Veneto a partire da est verso ovest, un moto che si ripresenterà sempre nella giornata di venerdì, colpendo anche le basse pianure venete e emiliane, soprattutto nel bolognese e ferrarese, condizioni più instabili come si nota nella giornata di venerdì, soprattutto nelle ore centrali. Il modello simula tra l'altro nella giornata di venerdì una espansione dei fenomeni dai settori delle medio-alte pianure nel pomeriggio, con forti temporali associate a grandinate anche di grosse dimensioni, verso, come vedete, i settori del Basso Veneto e del Bolognese sulle pianure emiliane, con possibile miglioramento serale per l'allontanamento del vortice sui Balcani verso est. Come sempre però vi daremo ulteriori aggiornamenti, rimanete come sempre aggiornati.